Proseguiamo il nostro viaggio nella politica del Veneto. Abbiamo qui con noi Nicola Gardin di Dipendenza Veneta. Buongiorno. Benvenuto. Che cosa rappresentate? Siete in lista? Con chi siete in lista? Siete riusciti a passare lo sbarramento? Beh, noi siamo fuori da questi orizzonti. Indipendenza Veneta è un partito che è nato ed è tuttora, diciamo, più che un partito, un movimento di persone che vuole soltanto una cosa: portare a votare i veneti, in questo caso, un referendum per l'indipendenza. È un referendum sotto monitoraggio internazionale, come abbiamo richiesto e ci ha confermato Barroso con le 30.000 firme che abbiamo portato un mese fa. Li portati in Europa, quindi? Sì. Sì, sul nostro sito. Si può fare un referendum per l'indipendenza? Il referendum non è abrogativo di qualcosa? No, può essere consultivo e dopo, una volta che è consultivo, come ci si spiega l'iter, insomma, per avere questo? Beh, praticamente il referendum nostro non è un referendum italiano. In questo referendum, con monitoraggio internazionale, ci si fa a quelle che sono i diritti dell'uomo. Praticamente Indipendenza Veneta, anche sulla base di quanto ho scritto sulla Costituzione all'articolo 10, la Costituzione si rifà al patto di New York, quindi alle leggi internazionalmente riconosciute, e quindi dà a un popolo, e noi veneti siamo riconosciuti tali anche dalle leggi italiane, la possibilità di andare a un referendum per dichiarare l'indipendenza. Ora, la partecipazione alle politiche con un programma è solo un punto del nostro percorso. Nel nostro percorso non è previsto che andiamo a Roma, quindi autonomia ed evolution, tutte queste sono cose. Perché vi siete presentati alle politiche? Solo per farci conoscere, perché come movimento non c'è la possibilità, come hanno gli altri partiti, di poter avere finanziamenti eccetera eccetera, e noi usiamo solo le nostre forze, la nostra tenacia, la nostra forza di volontà, ci autotassiamo e riusciamo ad avere adesso parecchi consensi, gente che magari prima era implicata in accordi politici eccetera, adesso sta iniziando a darci il suo supporto. Chi viene da voi, insomma, perché dice accordi politici magari fuoriusciti da altri movimenti di partito? O forse persone che sono riuscite a liberarsi da qualche movimento, perché sa benissimo come in Italia funziona quando doc des è un po' dura sottrarsi da quelli che sono gli accordi solitamente presi, ma adesso gli imprenditori stanno cominciando a ragionare e hanno visto che questo sistema è fallito, l'Italia economicamente l'ha già dimostrato di essere fallita, il sistema politico italiano è parte come un sistema fallimentare. Quello che noi studiamo dalla storia, dalla nostra storia, ad esempio i 1100 anni della Serenissima, una sovranità che è durata per 1100 anni ha da insegnarci che non c'è una persona. Quindi un ritorno alla Repubblica di Venezia? Sì, ma non un ritorno perché siamo romantici, vogliamo ritornare, ma perché ha un sistema molto simile a quello svizzero, molto simile a quello austriaco, ed andrebbe a ricostituire uno Stato di 5 milioni di persone per adesso. Con tutto il Veneto? Tutto il Veneto, perché ora siamo riconosciuti come Regione Veneto, quindi al referendum possono andare i residenti in Veneto, ma appunto il passo successivo saranno quello delle annessioni, appunto il referendum, aiutare altre province e altre regioni ad annettersi, perché è un diritto internazionale riconosciuto alla gente. Ma se voi partite dal Veneto e poi create un piccolo Stato, no? E poi annessioni di altre province e regioni, non fate lo stesso percorso che fu fatto dal 1800 in Italia, cioè dove praticamente stati si sono annessi e hanno creato l'Italia, no? Perché c'è questa lotta continua all'unità nazionale, ma in realtà l'Italia è un paese che nasce da una serie di stati, non ha una identità nazionale come la Francia o come altre
altri paesi. Quindi è un ritornare, è un annegare lo Stato nazionale per ricrearne un altro? Abbiamo visto che appunto è impossibile riformare questo Stato, quindi ripartiamo con uno Stato di 5 milioni che sono nella media degli Stati europei, 2/3 sono come la Svezia, la Svizzera sono 7 milioni, la Slovenia però sono 2 milioni e 8 e abbiamo visto in 10 anni come è cambiata, perché praticamente è uno Stato di medie dimensioni, non piccolo, 5 milioni, ha la possibilità di organizzarsi bene. Quello che è stato sbagliato in Italia è stata, diciamo che la partenza, abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. È una frase che la dice lunga su come è stato, cioè non si è formato. Quindi lei vuol dire che non esiste l'Italia, non esistono gli italiani? Esistono i veneti, esistono i lombardi, esistono i siciliani, esistono i napoletani e questi non possono stare insieme se non in una visione federale? Certo, assolutamente, ma abbiamo visto che l'Italia come Stato centralista non lo vuole. Quindi noi partiamo con la nostra Repubblica, come in Germania. La Repubblica chi può confluire? Quasi tutto l'Italia oppure avete, non so, il nord Italia, il nord... No, beh, io adesso non posso andare avanti così, però l'importante è che il cittadino possa decidere. Come in Svizzera succede che ogni mese c'è un referendum per costruire questo ponte, ti chiediamo 5 euro per 2 anni e tu vai a votare. Noi vogliamo questa democrazia, una democrazia diretta. Una governance dal basso? Sì, non allontanare come adesso. C'è anche un po' in Brasile, no? Adesso non lo conosco, però... non allontanare come adesso il cittadino dall'istituzione. Ora è diventata Europa, però noi di Padova cosa contiamo in Europa? Certo. Quindi riorganizziamoci. E questo è il nostro messaggio. Indipendenza Veneta è un movimento indipendentista con gli altri movimenti autonomisti, perché siete parecchi. Che cosa condivide, c'è dialogo, che cosa non condivide? Anche per capire noi, che magari non vi conosciamo nel dettaglio, il cittadino, c'è la differenza o siete comunque un gruppo che con idee diverse però rappresenta un'istanza comune? Beh, penso che le idee di fondo siano sempre buone per tutti, però il sistema è un po' diverso, l'autonomia abbiamo visto che per ottenere un'autonomia in Italia ci vorrebbero i 2/3 del Parlamento, il che vorrebbe dire un 650 deputati su 945, se noi pensiamo che Lombardia, Piemonte, Veneto e Emilia hanno in tutto 350 tra onorevoli senatori, comprendiamo che ottenere un'autonomia è impossibile. È per questo che noi abbiamo portato già in Consiglio regionale e ne abbiamo fatto fare uno appositamente solo con le nostre firme. Porteremo sabato una proposta di legge. Infatti volevo che parlasse proprio di questo. Porteremo sabato una proposta di legge, non quindi una richiesta di fare un referendum, ma una vera e propria proposta di legge che il Consiglio regionale dovrà votare a una settimana dalle elezioni. Ci tengo a sottolineare per far capire quale peso potrà avere questa cosa, cioè il carnevale noi lo faremo durare fino a sabato prossimo. Ma non perché la vostra proposta non sia uno scherzo, tutt'altro. No, ecco, qual è? Che cosa in cosa noi chiederemo di poter andare a referendum il 7 di ottobre, come l'abbiamo già chiesto precedentemente, ma Zaia e Ruffato, il Presidente e il Governatore, non si sono mossi, noi ci muoviamo perché e li portiamo... il Veneto diventi uno Stato autonomo, noi indipendente. Chiediamo il referendum, poi come decideranno i veneti... Certo. La parola ai veneti. Sì, la parola ai veneti. Bene, purtroppo il tempo a disposizione è tiranno, 10 minuti sono volati. Ringrazio Nicola Gardina di Indipendenza Veneta. Subito dopo la pubblicità per l'ultima parte di questa State in Punto. A più tardi.